Immagini che parlano da sé. Quello che vedete è il ponte Salsetto sulla strada statale 115 in territorio di Porto Empedocle, un manufatto in condizioni di estremo degrado con armature metalliche a vista ed interessate da fenomeni corrosivi in avanzato stadio. Si tratta di un nuovo video denuncia realizzato dall'associazione Mariamico che già mesi addietro inviava queste ed altre immagini corredate di un dossier all'ANAS dal prefetto di Agrigento Nicola Diomede. Sotto la lente di ingrandimento 3 viadotti sulla strada statale 115, tutti in territorio di Porto Empedocle. I ponti sui torrenti Spinona, Salsetto e Re. È della scorsa settimana la notizia di un intervento di messa in sicurezza da parte dell'ANAS sul Ponte Re. Come detto, i lavori dureranno 3 settimane, si interverrà dal basso e non verrà chiusa al traffico la statale, ma anche nel futuro degli altri 2 ponti è programmato un intervento di restyling. A comunicarlo con una nota ufficiale inviata a Mare Amico in risposta alla segnalazione fatta è la stessa ANAS che scrive: i viadotti in questione sono oggetto di monitoraggio, il personale ANAS periodicamente ne verifica lo stato di funzionalità ed efficienza. Sono inseriti nell'ambito di programmi manutentivi. Si tratta di viadotti realizzati negli anni 60, ancor prima dell'emanazione delle norme antisismiche che risale al 74. Le strutture portanti dei manufatti sono in condizioni di estremo degrado, con armature metalliche a vista, staccate dall'impalcato ed interessate da fenomeni corrosivi in avanzato stadio. Strutture ormai vetuste, interessate da avanzati fenomeni disgregativi che senza un intervento porterebbero a condizioni di pregiudizio della stabilità delle infrastrutture e della sicurezza pubblica. Un processo ossidativo innescato anche dalla mancanza di adeguate opere o apparati di smaltimento delle acque meteoriche.